Ciao ragazzi, buongiorno, io sono tornata da scuola. Voglio, avete capito? Io non sono andata a scuola, sono troppo grande per andare a scuola. Sono appena tornata, che ho accompagnato mia figlia a scuola e dopo diversi tentativi sono riuscita a parcheggiarmi e ho pensato di farvi un piccolo video. Vabbè, innanzitutto per stare con voi qualche minuto. E poi ragazzi volevo fare una considerazione che mo dicono che magari perché ci sono i social, adesso ci sono tante cose negative, no? I social sono positivi ma sono anche negativi, perché magari la gente viene sempre criticata, offesa, eh, è veramente brutta questa cosa qua. E poi non bisogna esagerare perché sui social è molto pericoloso anche criticare pesantemente, offendere pesantemente. Vabbè, al di là di questo, io penso, quello che penso io è che sti cose sono sempre esistite. I pettegolezzi, si chiamano pettegolezzi, la cattiveria c'è sempre stata, non è che mo si è sviluppata a causa dei social, che è solo che adesso la differenza è che quando facite una cosa o riuscite una cosa su un social, ovviamente bene non la sapete tu quanto, io bene non tutto quanto, quella è la differenza, è che lo vengono a sapere subito, ecco, all'istante, in tempo reale, e invece prima magari si veniva a sapere sempre. Però si veniva a sapere dopo un po' di tempo, cioè la notizia camminava attraverso le persone, ecco. Erano le persone che poi portavano le notizie. Mo' è tutto un po' più amplificato, ma le cose di base ci sono sempre state, anche quando dicono le chat, le amicizie, le conoscenze portano comunque di più relazioni e cose varie, ma io credo che anche le relazioni è tutto, se una persona è portata a conoscere tanta gente, a fare tante cose diverse, lo faceva prima, lo fa mo' e lo farà sempre. Io, quello che penso io. Vabbè, al di là di questo, io, vabbè, sono social in punta dei piedi, lo dico sempre perché questo canale lo faccio perché mi piace il fatto che mi fa sentire ancora legata a Napoli e l'ho fatto per questo scopo qua. Mi dà quella sensazione di essere ancora attaccata alla mia città, mm, perché comunque non ci vivo più da tanti anni ed è l'unico modo per sentirmi sempre lo sono e continuare a sentirmi napoletana e lo sarò per sempre, però sta cosa che posso dire qualcosa in napoletano, che qua comunque non posso parlare napoletano perché non capisce, però attraverso questo canale posso parlare un po' napoletana e mi fa sentire